Non perde dalla prima di campionato la capolista Gavarrano, oggi in scena ad Arma di Taggia, ma nella bisaccia di Giancarlo Calabria, allenatore dell'Argentina, ci sono già gli scalpi di Savona e Sanremese. Armesi maglia gialla, Toscani in tenuta nera, il primo colpo di scena della partita arriva dopo 10 minuti quando a centrocampo il capitano dei Minerari Lombardi si lascia scappare una parola di troppo. Il direttore di gara Giordano Di Novara ferma il gioco e tra la sorpresa generale espelle il numero 10. L'inferiorità numerica non condiziona i Maremani e ci vuole un grande Manis all'aiuto del palo per far terminare il primo tempo a reti bianche. La ripresa inizia però col vantaggio dei padroni di casa su azione d'angolo. A siglare l'1-0 è il difensore goleador Castaldo con una perentoria incornata. Lo stesso Castaldo però 12 minuti più tardi tocca con la mano nella propria area. Si va dal dischetto da dove Conti mette la sfera sotto l'incrocio dei pali per il pareggio quasi immediato della capolista. Nell'Argentina c'è però un giocatore che batte le punizioni quasi come i calci di rigore. Allora all'80° Costantini dalla sua mattonella disegna una parabola meravigliosa che sembra un arcobaleno in questa uggiosa giornata di metà febbraio a 10 dal termine. I padroni di casa vanno in vantaggio. Finale convulso con un rosso anche per gli armesi. Il forcing del Gavorano però non produce pericolo e dopo 22 giornate cade la serie positiva dei primi in classifica. L'Argentina si prende il titolo di Ammazza Grandi e continua la sua scalata in classifica.